Da Albarella a Jesolo, cronaca del panico, cronaca del disastro, un pomeriggio nel quale il cielo d'azzurro diventa prima insolitamente giallo e poi nero come la notte. Arriva la tromba d'aria, arriva la furia del vento, 15 minuti bastano per seminare distruzione e panico sulle vacanze dei veneti. Dal Polesine al litorale veneziano la perturbazione violentissima arriva poco dopo le 16, annunciata da istantanee terribili dal mare. Rosolina, Rosolina Mare, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Albarella e poi Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Bibione e Porto Gruaro. Stavolta non è tanto l'acqua a far paura, stavolta è il vento, raffiche a 110 all'ora che sradicano alberi anche secolari abbattendoli su auto e campeggi. L'isola di Albarella viene devastata in un quarto d'ora, i camping di Cavallino si ritrovano i tronchi nelle roulotte e nei bungalow, via Bafila a Jesolo sembra un sentiero di guerra, in città crollano come birilli oltre 150 alberi. Turisti in fuga, turisti chiusi in casa dove possibile e poi lungo via vai di vigili del fuoco, protezione civile, ambulanze, perché se solo un miracolo ha evitato la morte di qualche persona, famiglie sfiorate dalla tragedia per un caso, è pur vero che i feriti ci sono e non pochi. Il cielo fa sempre più paura e sempre più spesso in questa estate di bombe d'acqua e terribili raffiche di vento.